Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. La bottega artigianale, il negozio di oggetti d'arte o la galleria, la libreria o gli antichi alambichi dei profumieri compaiono nuovamente tra calli e campi del centro storico di Venezia. È l'effetto antipacchettiglia. Tra maggio 2022 e maggio 2024 hanno aperto 155 nuovi esercizi consentiti, tra questi 55 negozi di alta gamma, 43 botteghe di artigianato artistico, 11 negozi di oggetti d'arte. Le nuove botteghe hanno trovato dimora soprattutto a San Marco. Questi 2 primi anni di sperimentazione hanno portato a 78 sanzioni complessive da parte della Polizia Municipale per l'esposizione disordinata della merce nei negozi e a 6 revoche delle autorizzazioni. Voltiamo pagina. La Regione Veneto con Veneto Lavoro si è aggiudicata il secondo premio alla 10ª edizione di Inspiring PR, Festival Italiano delle Relazioni Pubbliche promosso da Ferpi per la campagna Equamente al Lavoro. Il riconoscimento è stato attribuito per la capacità di affrontare con creatività un tema molto sentito e dibattuto, facendo rete sui territori e mettendo insieme una serie di soggetti interessati dal progetto e uniti nel dare una nuova prospettiva più equa e rispettosa del valore di ciascuno. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Il meteo. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica che evidenzia ancora alcune zone di allertamento e conferma che l'allerta idrogeologica per temporali è gialla in tutti i bacini del Veneto. Le previsioni meteo di ARPAV indicano che dopo l'intensa perturbazione di ieri pomeriggio, sera e oggi, domani, mercoledì e giovedì 23 maggio il tempo sulla regione rimarrà ancora instabile, ma con precipitazioni che saranno comunque più irregolari e discontinue e di entità assai minore a livello medio. Tuttavia saranno ancora possibili dei rovesci e temporali e non si esclude qualche fenomeno localmente intenso. Parliamo di cultura e spettacoli. Al via con l'autunno la stagione di prosa del Teatro Toniolo. Dal 22 ottobre prende vita un cartellone d'eccezione pensato dal settore cultura del Comune di Venezia e costruito con Arteveni, il circuito multidisciplinare del Veneto. Il programma della stagione 2024-2025, presentato stamani in conferenza stampa nel foyer del teatro, porterà in città attori e compagnie anche internazionali. La conferenza stampa è stata moderata dall'attrice mestrina Deborah Caprioglio, la quale chiuderà la rassegna teatrale dall'11 al 13 aprile 2025. I particolari nel nostro sito notizieplus.it. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.